Io sono pronta a ripartire, in quanto ho già attrezzato il centro estetico con tutti i dispositivi di sicurezza, mascherine in plexiglass, mascherine chirurgiche, camici monouso, calzari, guanti e disinfettanti. Oltretutto il centro estetico verrà sempre sanificato in quanto, grazie al sindaco Tiberio Businaro, abbiamo a disposizione gratuitamente macchinari all'ozono. Era tutto pronto per ripartire, un investimento in dispositivi, ulteriori costi, ma fatti nell'ottica di una ripartenza in sicurezza, e invece anche questa titolare di un salone di estetica di Carceri ha dovuto fare i conti con le chiusure stabilite dal governo. Chiediamo solo, e chiedo solo sinceramente, di ripartire, di poter iniziare a lavorare, perché non so se tra un mese potrò ripartire. Anche il sindaco del piccolo comune della Bassa ha espresso solidarietà ai commercianti e imprenditori, lanciando un appello al governo. Abbiamo due nemici da sconfiggere, il virus e la distruzione della nostra economia. Entrambi fanno paura. Sia pensare di trovarsi infettati in un letto di ospedale, ma anche il pensiero che ormai è già realtà per molti italiani di non avere più soldi per vivere. Comprendo la responsabilità di chi decide. È sicuramente una situazione di difficile gestione e di incerte prospettive. Tuttavia bisogna avere la forza e il coraggio di individuare una strada che tuteli le varie categorie sociali.